in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti. A Bagnolo San Vito. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Confini oltre l'agricoltura. Oggi partiamo niente meno che da un articolo pubblicato sul New York Times che celebra un pochino il rapporto tra donne, agricoltura e multifunzionalità. Io devo dire che sono sempre molto felice di avere tra i miei ospiti delle donne, delle imprenditrici ovviamente, che parlano di agricoltura. Oggi però lo sono doppiamente, perché tra l'altro andiamo a presentare anche i risultati di un sondaggio, di una inchiesta condotta da Coldiretti Mantova proprio sul rapporto tra donna, agricoltura e multifunzionalità, quindi sulla presenza dell'imprenditoria femminile in agricoltura a Mantova. Vi assicuro che ci sono tra l'altro tanti aspetti importanti e molto interessanti da scoprire, da approfondire insieme, perché fare agricoltura per una donna può essere fonte, oltre che di reddito, anche però di qualche problematica, di qualche problema, in particolare lo vedremo per l'accesso al credito, ad esempio. Io vado subito a presentarvi le nostre ospiti, le nostre gentilissime ospiti. Vilma Cavallini, responsabile donne e impresa Coldiretti Mantova, grazie per essere qui oggi. Grazie a voi, buongiorno. E Roberta Zaltieri, titolare dell'azienda agricola La Margherita, titolare insieme alla sorella, tra l'altro, ecco, di Gazzoldo degli Ippoliti. Noi ovviamente partiamo, come sempre, dal nostro servizio di copertina. L'agricoltura vincente in Italia è donna, lo dice niente meno, lo dicevamo prima, il New York Times, che tra l'altro ha pubblicato il 4 gennaio questo articolo che si chiama Growing Beyond the Fields, cioè crescere oltre i campi, oltre l'agricoltura, e l'ha dedicato proprio a una azienda laziale gestita da ben 3 generazioni da donne. Non si tratta però dell'unico caso in Italia, e allora andiamo a sentire il nostro servizio. L'imprenditoria femminile in Italia rappresenta un esempio vincente anche all'estero. Il New York Times ha recentemente celebrato l'attività di una nota azienda agricola laziale gestita da donne da ben 3 generazioni. Growing Beyond the Fields è il titolo che il quotidiano ha dato all'articolo dedicato a questo modello di imprenditoria femminile tutto italiano e familiare, celebrando in generale non solo la qualità e le risorse del settore agricolo locale, ma anche la capacità delle aziende rosa di far fronte alla crisi economica, portando avanti progetti innovativi al passo coi tempi, diversificando l'attività senza fossilizzarsi sulla mera coltivazione. Un esempio simile a tanti altri sul suolo italiano, soprattutto per quanto riguarda le piccole aziende agricole che tentano di sopravvivere a questo periodo nero dell'economia, ma che sottolinea una tipicità specifica dell'agricoltura italiana: la forte presenza imprenditoriale femminile nell'ambito agricolo, nonostante il problema della mancanza di fondi e della troppa burocrazia. L'ingresso massiccio delle donne in agricoltura è un fenomeno relativamente recente. Nel 1970 su 100 aziende solo 19 erano condotte da una donna, 30 anni dopo la quota ha raggiunto il 31%. Stando agli ultimi dati dell'Atlante delle donne impegnate in agricoltura Ismea 2007-2013, su 54.000 occupati nel settore agricolo 18.000 sono donne, 33%,
e su 54.741 imprese 16.683 sono dirette da donne, il 30%. I settori più rosa sono l'agriturismo 39,2%, il biologico 32,4%, il florovivaismo 23,6% e il comparto vino 23,1%. La maggior parte di loro, il 29,5%, ha meno di 40 anni, il 28,9% ha fra 40 e 54 anni, mentre le over 55 sono il 26,7%. Inoltre fra le più giovani il 10% sono laureate. Soltanto negli agriturismi metà del giro d'affari dipende dalle donne. Su 19.000 strutture in tutta Italia quasi il 40% è gestito da imprenditrici che muovono ogni anno un fatturato di circa 500 milioni di euro su un totale di 1,1 miliardi dell'intero settore. Eccoci in studio, io partirei proprio da Zaltieri perché ci può parlare direttamente della sua esperienza. Ecco, c'è una frase che mi ha colpito, che ho trovato su internet preparando questa puntata, ed è questa: l'olio non è stato più olio ma crema o sapone, i fiori non sono stati più solo fiori ma profumi ed essenze, il vino è diventato rimedio di bellezza e le piante aromatiche hanno ripreso a fornire tutte le loro proprietà curative, sapendo recuperare una dimensione tanto antica e tanto nuova da rimettere la donna in una posizione centrale. Lei che è donna, lei che è imprenditrice, ci può confermare questa frase? Come la vede lei? Questa frase è verissima, un esempio è la nostra azienda. La nostra è un'azienda tradizionalmente agricola da più di 30 anni e da circa 10 anni abbiamo sviluppato appunto il settore delle erbe aromatiche. Le erbe aromatiche per noi sono la vita, sono la nostra attività principale. Noi ne coltiviamo moltissime, 300 tipi da tutto il mondo, e queste erbe ci hanno aperto un settore estremamente importante legato appunto all'utilizzo delle erbe non solo in cucina ma anche per rimedi, diciamo, curativi. Questa è la nostra esperienza e ha creato la multifunzionalità della nostra azienda. Infatti dalle erbe aromatiche è nato un nuovo agriturismo che ha circa 12 anni, e da 2 anni questo agriturismo con le erbe aromatiche è stato completato da una sala ristoro dove noi utilizziamo queste erbe e proponiamo la conoscenza e il riutilizzo legato proprio alla tradizione contadina. Questa è la nostra attività principale. Zaltieri, che cos'è che spinge una donna a scegliere le erbe aromatiche piuttosto che altre cose, ad esempio il vino? Ci sono tante donne, tra l'altro, lo ricordiamo, impegnate ad esempio e gestiscono direttamente delle cantine anche importanti sul territorio mantovano. È un tentativo anche di dare magari una veste nuova a questi prodotti, o comunque di andare a riallacciarsi per così dire alla tradizione, secondo lei? Per noi è stata una scelta quasi fortuita, nata prima di tutto dalla passione legata ai miei studi fatti proprio a Piacenza all'Università Cattolica, una laurea presso l'Istituto di Botanica, e quindi tutta una serie di notizie e di cose che già avevo nel mio bagaglio culturale. È stata una passione da un lato, ma dall'altro poi coltivata, il caso di dirlo, con gli studi, insomma. Certo, con gli studi, e da questo è nato poi un filone inaspettato, perché neanche noi pensavamo di avere un riscontro così elevato, e da quello, da cosa nasce cosa, si è capito proprio che riprendere queste cose ci lega sì al passato ma ci rilancia nel futuro, certo, e dà una svolta nuova a un'attività agricola che non può più essere tradizionale ma deve essere per forza innovativa per poter andare avanti e seguire il mercato e avere anche un reddito. Certo, no? Ma infatti lo vedremo poi successivamente, tante aziende si stanno lanciando comunque su questi comparti che vengono definiti nuovi, ma in fin dei conti non hanno nulla di nuovo, nel senso, certo, che sono cose che sono state riprese dal passato. È una rivisitazione, e deve essere così, una rivisitazione fatta ovviamente con la testa, con la riflessione, però una rivisitazione che sicuramente porta sulla strada giusta. Poi vedremo anche che cosa dà la donna in più a questo tipo di imprese così nuove, e l'abbiamo detto così tradizionale allo stesso tempo.
Cavallini, come responsabile comunque del gruppo Donne Impresa Coldiretti, secondo gli ultimi dati Unioncamere sull'imprenditoria femminile, la palma d'oro appunto della presenza femminile in agricoltura va al Molise. Seguono tante altre regioni, Campania, Valle d'Aosta, Friuli, Trentino Alto Adige, Sardegna e proprio paradossalmente, oserei dire, la Lombardia chiude la classifica, quindi siamo praticamente come regione gli ultimi per presenza femminile. La situazione non va meglio a livello nazionale, nel senso che da una classifica dei paesi, degli Stati membri dell'Unione Europea, l'Italia è al 5° posto per presenza femminile in agricoltura. C'è ancora tanto da fare, allora, mi sembra. Per quanto riguarda la Lombardia, cioè a livello nazionale la Lombardia posta all'ultimo posto, diciamo che la Lombardia è una regione molto ampia, quindi le donne in Lombardia hanno più opportunità di fare impresa. Non solo l'agricoltura, quindi il terziario, anche a livello di industria. Certo. Se dobbiamo rapportare la Lombardia al Molise, il Molise è molto più piccolo, le opportunità sono più limitate, ma per strutture anche turistiche. Sì, magari lei dice sì, è una situazione determinata, forse è un po' diversa, sì. Ecco. Su quello che c'è da fare direi che è già stato fatto molto, però io penso che bisognerà continuare comunque a fare, innanzitutto informazione e formazione. Per quanto riguarda l'informazione, io penso che sia importante continuare a proporre alle donne quelle che sono i nuovi sbocchi. Le ultime, diciamo, novità in fatto di imprenditoria femminile sono proprio gli agrisili, gli agrinidi, le fattorie sociali. Certo. E poi anche vedremo poi queste realtà che sono comunque ad in esempio diffusione. Noi come Coldiretti Donne Impresa, proprio per così dare spunti alle donne, qualche anno fa abbiamo fatto un convegno in una scuola agraria, proprio per far capire che la scuola agraria non è proprio solo di indirizzo maschile, ma entrare in una scuola agraria anche per quanto riguarda le ragazze possono esserci molti sbocchi. Certo. Ecco, devo dire che la cosa è stata molto apprezzata dal preside della scuola, che ci ha invitato poi insomma a proseguire un po'. Abbiamo portato anche delle testimonianze di imprenditrici di come dall'azienda del padre piuttosto che del marito vicino o quasi in simbiosi è nata l'impresa femminile, certo. Quindi la vendita diretta, la trasformazione, tutta una serie di cose. Le faccio una domanda che magari cercheremo di approfondire nella seconda parte della nostra trasmissione. È difficile secondo lei il passaggio generazionale? Dato che lei mi ha parlato, mi ha appena detto, ma magari la terra comunque è stata lasciata dal padre. Sì. Viene lasciata ad una donna che ovviamente magari ha una gestione, un'idea di gestione diversa. Ma allora partiamo dicendo che l'età media dell'uomo in agricoltura è piuttosto alta, quindi anche un po' la mentalità si fa un po' come il cambio generazionale è un po' difficile, perché soprattutto in un sistema economico come stiamo vivendo è naturale che, parliamo di un padre, diventa un po' difficile lasciare l'azienda, certo. magari di famiglia, a questa nuova generazione, soprattutto alla femminile. Luce poi della crisi economica, che c'è, paura in più. Una paura in più per entrare magari in un settore un po' nuovo. Sì, ci può essere qualche difficoltà, però io credo che poi le donne sanno dimostrare alla fine che la cosa funziona, ecco. Tra l'altro leggevo dalla vostra documentazione, magari anche questo è un aspetto che cercheremo di approfondire, che le donne sono molto più attive. Questo non è insomma un discriminare o comunque denigrare l'altro sesso, non però ci si vuole mettere in contrapposizione con gli uomini. Diciamo che ad esempio le donne devono dividersi tra la famiglia, i figli e il lavoro. Infatti, come diceva Roberta prima, oppure forse l'ha detto lei, l'età è dai 35 ai 55 anni, proprio perché prima si devono occupare un po' dei figli, della certo. famiglia, poi c'è questa voglia, questo modo, queste idee nuove che nascono e vengono forse sviluppate. anche la voglia di realizzarsi, professionalmente, sì. Magari. Sì, quindi... Però devo dire che voglio riallacciarmi al discorso di prima, che
sono state poi apprezzate le idee delle donne, perché in una situazione economica come siamo, il fatto di integrare l'azienda con una vendita diretta, una trasformazione, ha dato reddito. Certo. Quindi alla fine la donna ha saputo sfruttare, diciamo, questo momento particolare aggiungendo dei progetti, perché come dicevamo prima le donne hanno una visione diversa, Certo. quindi le vendite dirette, trasformazioni, i mercati di campagna amica nostri di Coldiretti, Certo. è tutto qualcosa che è venuto dopo e che comunque ha aggiunto reddito a una situazione, insomma, che da qualche anno è un pochino critica, certo. critica possiamo definirla. E allora noi andiamo a vedere proprio qualche dato che riguarda da vicino il rapporto fra donne e agricoltura nel Mantovano. Poi torniamo subito in studio per approfondire insieme alle nostre ospiti alcuni aspetti. Andiamo a sentire il servizio. Sono 1358 le aziende agricole mantovane che aderiscono alla Coldiretti gestite da donne. Si tratta del 26% sul totale, un dato che continua a crescere mese dopo mese. L'età media delle imprenditrici varia dai 40 ai 60 anni, tuttavia un buon numero di giovani donne si sta avvicinando alla realtà agricola grazie alle opportunità fornite dalla multifunzionalità. Nell'Alto Mantovano, in particolare tra Castel Goffredo, Volta Mantovana, Castiglione delle Stiviere, Goito e Monzambano, le donne hanno dato vita ad aziende multifunzionali orientate alla coltivazione, trasformazione e vendita diretta, ad attività di agriturismo e bed and breakfast e alle prime forme di fattorie sociali. Più facile l'agricoltura nella sua accezione più classica, per così dire, nel territorio pianeggiante del Viadanese e del Savionetano, dove è possibile imbattersi anche in aziende a monocoltura seminativo. Naturalmente l'approccio all'agricoltura è più fantasioso rispetto a quello dei maschietti e l'obiettivo non è solo economico, ma ha orizzonti più ampi: la sostenibilità, il valore della terra, l'ecosistema, una nuova consapevolezza, ma anche la divulgazione del Made in Italy e una maggiore attenzione per la sicurezza alimentare. Le agricoltrici mantovane hanno anche un profilo ben preciso, sono proiettate verso l'innovazione, prediligono una dimensione aziendale più piccola e resistono meglio dei colleghi uomini alle fluttuazioni del mercato, scommettendo anche su nuove esperienze di coltivazione. Un trend confermato a livello nazionale da Unioncamere, secondo cui tra giugno 2009 e giugno 2010 le imprese femminili, 1,4 milioni in totale, sono aumentate del 2,1%, più 29.000 unità, a fronte di una crescita negativa, meno 0,4%, delle imprese maschili, che hanno perso nello stesso periodo 17.000 unità. Eccoci in studio. Allora, Cavallini, lo dicevamo prima, lei è un'imprenditrice ma è anche responsabile di Donne Impresa Coldiretti Mantova. E allora chiediamo proprio a lei come sta l'imprenditoria agricola femminile. Vorrei sapere in particolare chi rappresenta prima di tutto Donne Imprese Coldiretti e se abbiamo anche qualche dato, perché tra l'altro io vorrei partire e tra l'altro prego la regia di mandare in onda una grafica che abbiamo preparato, una tabella che riguarda proprio il numero delle imprese a conduzione femminile a Mantova. Io partirei proprio da qui, se Cavallini mi segue. Le imprese a conduzione femminile a Mantova, lo vediamo dalla tabella, sono 8.521, quindi è una realtà molto presente. In agricoltura sono 1.805, l'agricoltura è al secondo posto dopo il commercio con 2.320. Allora, è una realtà, l'abbiamo visto, presente, forte. Com'è a Mantova? Ma direi che a Mantova sta sempre più prendendo piede, ecco, questa realtà, proprio come si diceva, vicino all'azienda maschile è nata l'impresa femminile, oppure insieme. Noi come Coldiretti Mantova, diciamo, abbiamo più di 6.000 aziende iscritte. Di queste 5.000 sono singole, circa 5.000, ma abbiamo 1.358 aziende che sono proprio femminili, il 70% delle aziende femminili sul territorio sono Coldiretti. Certo. Ecco, quindi come Coldiretti abbiamo dei buoni numeri e anche dei buoni risultati. Poi Donne Impresa, diciamo che è il movimento femminile di Coldiretti, sotto questo aspetto dà proprio una mano, non solo Donne Impresa, però magari le donne si avvicinano un po' all'imprenditoria femminile partecipando ai coordinamenti di Donne Impresa. Certo. Perché dunque Donne Impresa ricordiamo che nasce dal 1953, quindi
tantissimo tempo fa, allora le donne erano un movimento. Le prime cose di cui si sono occupate sono state le pensioni, la scuola e un po' le infrastrutture. Si sono poi costituite proprio come coordinamento nel 76, ecco che lì, gestite da donne, questo movimento ha cominciato ad affrontare temi quali la maternità, certo, perché poi fino allora la maternità non era riconosciuta, oppure la parità proprio di ore lavoro con quelle degli uomini, quindi poter essere riconosciute come attività lavorative. Tutte quelle cose che insomma adesso rientrano nel discorso conciliazione famiglia-lavoro. Ecco, quindi riguardo proprio alla conciliazione lavoro-famiglia abbiamo da questo punto di vista la legge 53, in specifico l'articolo 9, che tutela le donne in caso si debbano, non so, assentare dal lavoro o per una maternità, certo, oppure perché magari hanno un problema in famiglia, di una persona da assistere. Ecco, questo ci dà l'opportunità di uscire un attimo dalla nostra azienda. Abbiamo questo sostituto di impresa che fa lo stesso lavoro che facciamo noi, tra l'altro ci viene anche riconosciuto un contributo per questo periodo. Si presenta un progetto, certo, e è molto importante perché sennò spesso la donna si trova da sola ad affrontare, diciamo, queste cose. Certo, poi noi vedremo tra l'altro per quanto riguarda anche l'accesso al credito piuttosto che gli incentivi allo sviluppo dell'azienda femminile in agricoltura, quali sono le opportunità in campo. Io adesso la interrompo, Cavallini, per lanciare qualche minuto di pubblicità, poi torniamo in studio per affrontare non solo la tematica dell'accesso al credito ma anche quella ancora calda paradossalmente della discriminazione. Pubblicità e poi torniamo in studio. Eccoci in studio, continuiamo a parlare del rapporto tra donne, multifunzionalità e agricoltura. Ne parliamo con due rappresentanti di Coldiretti Mantova che sono qui con noi oggi. Cavallini, responsabile donne impresa Coldiretti, dicevamo, il gruppo come è organizzato e come è presente? Allora, il gruppo Coldiretti Donne Impresa è organizzato, cioè all'interno della sua struttura c'è una coordinatrice, Valeria Vinciguerra, poi c'è il presidente che sono io, 2 vicepresidenti, poi abbiamo una rappresentante in Camera di Commercio e una rappresentante in provincia. Certo. Io come presidente Donne Impresa sono anche presente nella giunta e nel consiglio della federazione provinciale. Certo. Poi le stesse rappresentanze sono a livello regionale e anche a livello nazionale. Quindi insomma un'organizzazione ramificata? Sì, ramificata, dove noi siamo presenti e di conseguenza possiamo presentare i nostri progetti e ad essere sempre informati su qualsiasi cosa, su tutte le novità, e a cascata poi le nostre socie e via via. Certo. Quindi l'informazione è importantissima. Poi lasceremo comunque i contatti per chi eventualmente volesse chiedere, certo, informazioni, se ha delle difficoltà oppure vuole comunque lanciarsi in un'attività o qualche progetto da sviluppare. Esatto, esatto. Noi però adesso parliamo delle difficoltà che deve incontrare purtroppo la donna quando si lancia, in un certo senso vuole inserirsi in questo settore. Parliamo di difficoltà di accesso al credito e come dicevamo prima, purtroppo ancora di discriminazioni in ambito lavorativo. Sono queste le difficoltà che le donne attive nel settore primario si ritrovano ancora ad affrontare. Noi sentiamo Morena Torelli, presidente del gruppo provinciale Donne in Campo della Confederazione Italiana Agricoltori. Creative, flessibili e soprattutto efficaci sono queste le donne in campo in Italia, un piccolo esercito di imprenditrici orientate prevalentemente verso i settori più innovativi, il biologico, le produzioni di nicchia, la vitivinicoltura. Insieme al commercio, secondo la CIA, l'agricoltura è il settore produttivo dove il tasso di femminilizzazione è più elevato. C'è sempre di più la voglia di lavorare in agricoltura proprio come alternativa di vita e quindi di valorizzare il proprio lavoro, le proprie produzioni in questo senso. Le donne comunque si stanno sempre di più imponendo per aprire, anche agriasili, aziende agrisociali, quindi si impegnano su più campi annessi comunque sempre
all'agricoltura e all'azienda multifunzionale. Dal 1970 a oggi è stato un vero crescendo, si è passati da 19 aziende su 100 condotte da donne a 31 su 100 nel 2010. Più in dettaglio, nell'ultimo anno in Italia la quota di donne titolari di aziende agricole si è attestata al 29,2% del totale, vuol dire che oggi un imprenditore agricolo su 3 è donna. Diciamo che è un approccio diverso, forse quello delle donne sicuramente, con molta più inventiva, un rapporto diverso, una soluzione diversa forse anche dei problemi, e comunque ripeto un'attenzione sempre di più alta, forse proprio per il fatto di essere madri, per poter dare ai nostri figli comunque per lasciare un mondo più vivibile, ecco, diciamo. I problemi però non mancano, a partire dalla poca visibilità e dalla difficoltà di accesso al credito. Le donne subiscono ancora forti discriminazioni, mentre oggi servirebbero garanzie precise da parte di banche e istituzioni. Anche gli istituti di credito fanno comunque, fanno comunque più difficoltà a dare credito magari a un'impresa condotta da una donna che non condotta da un uomo. Siccome sono anche componente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, è stato istituito proprio all'interno di questo gruppo, cioè alla Camera di Commercio, la dote di merito creditizio, cioè le imprenditrici possono usufruire dell'opportunità di presentare il loro progetto di lavoro allo sportello di Lidi Pro Imprese, poi tramite il nostro comitato verrà valutata la domanda fatta e verrà valutata insieme dai consorzi FIDI e avrà quindi questa domanda un'opportunità in più per poter avere accesso al credito, ecco. Eccoci in studio. Allora, vedevo Cavallini che annuiva mentre sentiva il servizio, in particolare su una parola ci siamo ritrovati un pochino così in accordo, Torelli, Cavallini, e anch'io insomma l'ho condivisa come cosa, cioè la parola sensibilità, ovvero il fatto di essere madri trasmette forse un'attenzione, appunto una sensibilità in più nella gestione dell'azienda, è così? Sì, sicuramente così, perché insomma senza volere così essere, come si può dire, ma sì, senza essere smielate, nel senso che in questo senso è diverso il fare impresa di una donna rispetto a quello dell'uomo, proprio perché la sensibilità è diversa, si colgono cose anche piccole che magari un uomo non riesce a vedere, proprio la multifunzionalità lo dimostra, come siamo riuscite a realizzare alcune cose che magari un uomo difficilmente avrebbe intuito. Certo. Io sono su questa cosa, sono d'accordo. Poi non so, per quanto riguarda l'accesso al credito. Poi vediamo questa problematica. Prima volevo chiedere a Zaltieri, visto che comunque è un'imprenditrice, se lei condivide questa visione, quindi se ha anche la sensibilità un pochino a guidare magari la gestione dell'impresa, e poi volevo chiedere quali sono le difficoltà in concreto che deve affrontare una donna quando entra in questo settore e poi per proseguire anche. Ma per quanto riguarda il discorso della sensibilità, quello sicuramente è da condividere, perché la visione femminile diciamo così, del proprio lavoro, ma anche di questo tipo di imprenditorialità è fondamentale. Il taglio è completamente diverso, ma questo senza sminuire quello che è il taglio e la visione maschile di questo tipo di lavoro, però se si vede anche il tipo di aziende che le donne sviluppano, sono aziende come diceva anche il servizio, di nicchia, decisamente di nicchia, molto particolari, molto attente a determinate cose, eccetera, eccetera, proprio di una sensibilità tipicamente femminile. Per quanto riguarda l'ingresso nel lavoro e nel cambio generazionale all'interno di un'azienda agricola,
Io nel mio caso grandi difficoltà io e mia sorella non ne abbiamo avute, perché i nostri genitori ci hanno sempre sostenuto in tutto e per tutto, quindi nel mio caso io di difficoltà fortunatamente non ne ho avute, ecco. Non ne ho avute, loro ci hanno sempre sostenuto e sempre aiutato, e ancora adesso ci aiutano, ancora oggi ci sostengono. Dopo effettivamente è vero, una giovane donna che vuole diciamo entrare, creare la propria azienda agricola, dare un taglio particolare a un'azienda agricola di cui magari insomma, ha il marito oppure i genitori che gli cedono il terreno, così sicuramente delle difficoltà ne trova perché deve subito capire, intuire quello che vuole fare, ma quello non è sufficiente. Dopo c'è la questione del credito, la questione di entrare in un settore molto molto particolare, sono settori soprattutto di nicchia, e quelli da colpire sono difficilissimi, cioè ci vuole tanta pazienza, tanto impegno, tanta passione, tanta voglia di realizzarsi e di riuscire, questo è fondamentale. E dopo tutte le questioni tecniche che si dicevano prima, il credito, non credito, sono tutte queste cose qua, sono a corollario di una grande, però serve sempre una grande convinzione, una grande forza, bisogna sempre andare avanti, questo è fondamentale. Un'altra parola, passione. Passione, quella è importantissima. Sì, effettivamente, secondo me il problema è anche, forse, correggetemi se sbaglio, capire anche il settore da andare a toccare, perché magari sì, piacciono magari le erbe officinali, però in quel momento è un settore che magari fa fatica a, che ne so, ad avviarsi, comunque a prendere piede, quindi penso che ci sia anche questo aspetto da considerare magari nella gestione stessa dell'azienda. Cavallini diceva prima, accesso al credito. Qual è la situazione adesso? Cioè, per una donna è difficile avere, alla luce anche della crisi economica. Sì, proprio, bisogna partire proprio alla luce della crisi economica. Dicevamo che fino al 2006 c'era la legge 215 che dava dei soldi a fondo perduto. Che non è stata più rifinanziata. Che poi non è stata più rifinanziata, quindi lì ci siamo trovate ancora da ricominciare da capo. Di fatto siete a piedi da questo punto adesso di vista? No, diciamo che in questo momento col Diretti Donne Impresa, insieme a Creditagri e al gruppo Banco Popolare, hanno creato diciamo una linea di finanziamenti per questi progetti femminili dove vengono sostenute con tassi interessanti, ecco. Quindi questa è un'opportunità che si potrebbe prendere. Poi anche Camera Commercio a volte, come diceva la Morena Torelli, ci si può presentare dei progetti. Ci sono delle misure. Ci sono delle misure, dei progetti, poi c'è il PSR, il piano di sviluppo rurale, anche lì le donne hanno un punteggio per cui si può cercare di prendere anche quella strada. Noi siamo fiduciose che nella nuova PAC ci possa essere spazio anche per le donne. Adesso se ne sta già parlando, un po' che se ne sta parlando, si arriverà a definire anche questa nuova PAC. Speriamo che anche lì di trovare spazio anche per noi. Le previsioni non sono rose. Le previsioni non sono rose. Avremo un servizio, ecco. Dopo lo sentiremo, ci sono previsti dei forti tagli, vedremo se per le donne ci sarà qualche occasione. Io toccherei un altro argomento che tra l'altro mi sembra abbastanza caldo, perché e mi rivolgo a tutte e due, perché comunque dal punto di vista pratico lo chiederei alla Zaltieri, quindi come imprenditrice, ma chiederei anche un'opinione a Cavallini come responsabili di Donne Impresa Coldiretti. Secondo le linee guida dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, le lavoratrici, quindi le donne in agricoltura, sono molto più a rischio dal punto di vista della sicurezza, cioè riportano, secondo questa agenzia, più danni causati ad esempio da pesticidi, da agenti biologici, tutti i rischi che derivano dall'uso di mezzi, attrezzi meccanici, spesso troppo pesanti per le donne. È effettivamente così? C'è questo rischio? Cavallini e poi Zaltieri. Sì, ma sicuramente il fisico di una donna ovviamente è un po' più fragile, un po' più sensibile, ecco, rispetto a quello dell'uomo. Credo che sarà che è importante comunque astenersi alle regole che abbiamo, perché comunque per quanto riguarda la sicurezza noi abbiamo un disciplinare e sicuramente se ci si astiene a queste regole, lei parlava anche prima delle donne magari che possono avere sintomi di intossicazione rispetto a fitofarmaci, ecco, lì
lì quando si fa questo tipo di lavoro bisogna cercare di attrezzarsi per il meglio, ecco. Poi come dicevo prima, fisicamente forse siamo un po' più fragili e quindi soggette poi lavori un po' pesanti, forse questo aspetto sì. Zaltieri, dal punto di vista pratico? Ma io dal punto di vista pratico non condivido propriamente, perché quando uno lavora in sicurezza e rispettando le norme che vengono predisposte, che sia un uomo che sia una donna, penso che non ci sia una grande differenza. Dopo, per quanto riguarda magari la maggiore esposizione a questo o a quel prodotto, quello purtroppo dipende dal tipo di ruolo e di tipo di attività che uno svolge. Di per sé sicuramente io sono convinta di questo, i dati non so se mi avvallano, però sono convinta che quando una donna sta compiendo un lavoro è sicuramente molto più prudente e molto più attenta di quello che può essere un uomo, e sicuramente ha meno fretta e meno diciamo brama di dover finire immediatamente quello che sta facendo. Questo è fondamentale, maggiore riflessione, più riflessiva, e sicuramente l'incidente a mio avviso è meno frequente. Dopo ovviamente dipende sempre dal tipo di lavoro che uno svolge in agricoltura. Ci sono alcuni lavori che sono più diciamo pericolosi, però svolgendoli secondo le norme di sicurezza io penso che grossi problemi non ce ne possano essere. Bene, insomma almeno questa buona notizia. È sul versante degli agriturismi che le donne a quanto pare la fanno da padrone. Gli ultimi dati Istat parlano di una crescita delle imprese agrituristiche tutte al femminile, imprese che spesso finiscono per offrire anche altri importanti servizi dal punto di vista sociosanitario. Andiamo a sentire. Gli agriturismi si colorano di rosa, più di un terzo sono gestiti infatti da donne. Questo è il dato emerso da una recente indagine condotta dall'Istat. Circa 20.000 gli agriturismi in Italia, il dato è del 2010, per una tipologia di offerta turistica che negli ultimi anni ha fatto registrare una crescita superiore al 40%. Sia per la voglia di vivere in natura, sia per la loro determinazione, le donne sono in grado di gestire un agriturismo e lo fanno spesso da sole, finendo per prevalere in tutte quelle attività in cui il contatto con i clienti risulta fondamentale. E ancora una volta i dati parlano chiaro. Ben il 62% delle aziende sono guidate da donne contro il 38% di uomini. E un'altra buona notizia arriva dal mondo delle giovani donne che fanno impresa. Infatti, tra le nuove leve di età compresa tra i 18 e i 34 anni che operano in questo settore, le donne sono il doppio degli uomini. Ma quali sono le ragioni che portano le donne a optare per una scelta del genere? Il 31% è spinta dal desiderio di vivere nella natura, mentre il 42% concorda sulla necessità di integrare i proventi agricoli. Le mansioni poi sono le più disparate, dalla gestione della cucina 85% e dell'accoglienza 83%, fino alle classiche operazioni di pulizia 96%. Ma i compiti non finiscono qui, estendendosi anche ad attività di più ampio spettro. Il 71% è a capo della gestione dello staff, il 72% della programmazione delle prenotazioni, il 69% in quella di attività ricreative e corsi, mentre il 64% si dedica anche a marketing e promozione. Gli agri-asilo, così come le fattorie didattiche e la pet therapy, sono soltanto alcune delle tantissime testimonianze del carattere fortemente innovativo e multifunzionale delle imprese al femminile, dove le donne riescono a dare vita a imprese valide economicamente e capaci di tessere un dialogo con i consumatori e con la società. Nella nostra regione sono già attive ben 48 fattorie sociali, 12 delle quali operano sul territorio mantovano nell'ambito dell'assistenza agli anziani e ai disabili e del disagio psichico. Eccoci qua, insomma Cavallini lo commentavamo prima durante, così sentendo il servizio, e diceva Cavallini, la donna è multifunzionale già di suo, ed effettivamente è così. Sì, perché già la donna riesce a comunque accudire la casa, occuparsi dei figli, in alcuni casi dei genitori, il lavoro, quindi per lei è già quasi normale. Tutto il discorso burocratico, tutto il discorso burocratico magari della famiglia o del lavoro del marito, quindi è quasi naturale. Certo, tempo libero non ce n'è, però diciamo che quando una cosa la fai con passione, certo, fa quasi parte del tuo tempo libero. Assolutamente. Quindi io direi che
Noi abbiamo visto adesso nel servizio, tra l'altro, che oltre alla classica attività di agriturismo se ne stanno aggiungendo anche altre. Tra l'altro c'è stato il riconoscimento recentissimo della regione, se non sbaglio, delle fattorie sociali, proprio che è una tipologia che sta nascendo. Però ci sono anche gli agriasili, ne parlavamo prima, piuttosto che le fattorie didattiche e così via. Sono tutti servizi all'avanguardia che oggi contribuiscono a far schizzare al 34% il contributo delle donne al valore aggiunto complessivo dell'agricoltura. Io chiedo a Cavallini, ma poi anche a Zaltieri, visto che si parla tanto di multifunzionalità, com'è la situazione a Mantova, e soprattutto poi vorrei capire, è vero, la donna si occupa di multifunzionalità, ma c'è tanto altro dietro, nel senso che anche voi vi occupate anche ad esempio di divulgazione delle informazioni, quindi conoscenza scientifica piuttosto che formazione, quindi Cavallini, partiamo da una fotografia. Partiamo allora, gli agriturismi è già diversi anni che li abbiamo sul territorio. Nella provincia di Mantova, soprattutto il medio-alto mantovano, sono nati i primi agriturismi proprio per la conformazione del terreno, per la vicinanza anche del lago di Garda, quindi è stato dare un servizio diverso da quello che poteva essere un soggiorno classico. Ecco, anche loro si sono poi strutturati in modo diverso, perché l'agriturismo oggi come oggi può offrire anche, non so, la bicicletta per un'escursione piuttosto che la piscina, quindi è diventata proprio una vacanza nella natura. Altre forme poi, come dicevamo prima, di multifunzionalità sono queste nuove, gli agriasili, gli agrinidi, le fattorie sociali. Certo. Per quanto riguarda gli agriasili e gli agrinidi, noi a livello nazionale proprio è stato stampato un vademecum dove chi ha voglia di diventare imprenditrici può trovare un po' tutte le norme che ti guidano allo sviluppo dell'agriasilo o dell'agrinido. Fattorie sociali, abbiamo recentemente visitato una fattoria sociale a Pegognaga. Sì. Esiste questa bellissima realtà. Quindi insomma è una realtà avviata comunque. Sì, una realtà avviata dove queste persone anziane, naturalmente abili, possono soggiornare nei momenti in cui la famiglia, o per un impegno, quindi non possono restare da soli, oppure perché magari la famiglia si deve assentare, e qui loro riscoprono e ritrovano tutte le loro vecchie tradizioni. Partecipano alla vita così, la raccolta delle verdure piuttosto che al loro utilizzo in cucina, a racconti, a letture, a giochi di una volta. Noi l'abbiamo visitata, devo dire che è una bellissima realtà, spero che tra l'altro in una dimensione credo tradizionale, comunque familiare, quindi penso che aiuti anche questo fattore. Zaltieri, parlavamo prima del discorso della divulgazione, comunque anche dal punto di vista scientifico, informativo comunque. Voi che cosa fate come donne impresa Coldiretti? Leggevo di comunque alimentazione per prevenire determinate malattie. Quali sono le vostre azioni su questo? Io se posso, prego. Se posso aggiungere qualcosa. Sì, noi diciamo che fa parte proprio del coordinamento Donna Impresa dare queste informazioni che non sono solo l'aspetto normativo, perché comunque abbiamo sempre degli incontri periodici dove magari analizziamo le ultime tematiche, le ultime normative, grazie anche ai nostri funzionari di Coldiretti, ma ad esempio abbiamo collaborato con un progetto dell'ASL di Anna 5, si chiama, dove si parla di prevenzione, quindi è importante conoscere alcuni cibi per fare prevenzione. E quindi questi cibi poi li possiamo trovare nei nostri mercati di Campagna Amica. Certo. E questo è una rete, è una comunicazione che penso che il cittadino, quindi il nostro consumatore, debba sapere per poter scegliere, e una volta che uno poi conosce, riesce poi ad acquistare anche magari consapevolmente, anche perché i mercati di Campagna Amica, ricordiamo che si fa spesa, la spesa è conveniente, è stagionale, è un prodotto salubre, quindi è importante anche torniamo al discorso di prima, le donne comunque hanno una maggiore attenzione nei confronti di quella che è la sicurezza, piuttosto che questa sensibilità nei confronti di queste tematiche, che forse deriva proprio dal fatto di essere poi se madre, posso aggiungere, adesso ci siamo così un po'
proposte anche abbiamo anche un altro progetto, quello di la lotta contro lo spreco del cibo. Ecco, sicuramente adesso stiamo studiando un po' il sistema, ma sarà nostro compito primo futuro, penso, di sensibilizzare il consumatore anche verso questa cosa e riutilizzo del cibo. Insomma, anche alla luce di questa crisi economica così pesante, penso che sia una tematica da percorrere, da portare avanti. Sì. Noi ci lasciamo ancora per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco per le conclusioni interessanti di questo dibattito e poi per altre notizie che arrivano sempre dal mondo dell'agricoltura. Rientriamo in studio per le conclusioni di questo dibattito dedicato a donne e agricoltura. E allora, quali sono le conclusioni? Ovvero, cosa significa, lo chiederei a tutte e due, cosa significa essere donne in agricoltura oggi e soprattutto quali sono le prospettive per il futuro? Partiamo da Cavallini. Per quello che riguarda essere donne in agricoltura oggi, io potrei dirle la mia esperienza. Io vengo da un settore che era l'industria, poi mi sono avvicinata al mondo agricolo e gestiamo un'azienda insieme a mio marito. E posso dire che essere in agricoltura vuol dire comunque essere con la tua famiglia. Quindi crescere i figli, i ragazzi, essere a tavola insieme con loro, quindi poter anche cogliere le loro difficoltà, le loro preoccupazioni. E lavorare in agricoltura vuol dire, secondo me, anche questo, certo. Essere comunque una famiglia. Per quello che riguarda il futuro, io spero che spazio per le donne sicuramente ce ne sarà. L'importante è che venga riconosciuto il giusto prezzo al nostro lavoro, ai nostri prodotti, ecco. Certo. Questo è quello che mi auguro. Zaltieri, cosa ne pensa? Io, essere donna in agricoltura, secondo me, mi riallaccio a quello che ho detto prima, sicuramente ci vuole una gran passione, questo deve essere la linea guida, ti deve guidare una grande passione, una grande caparbietà, e poi a volte bisogna ascoltare un po' di più il cuore piuttosto che la mente. Lo so che noi dobbiamo fare reddito, bisogna mantenere la famiglia, eccetera eccetera, però a volte seguire più il cuore che la mente a volte aiuta di più e uno magari si sente anche più realizzato, magari a scapito magari di una piccola riduzione del reddito, però nel futuro sono convinta di questo, a lungo andare tutto ritorna e si arriva anche ad avere la soddisfazione, diciamo, non solo psicologica ma anche economica. Certo. Ecco. Non per sottovalutarla, è importante anche quella, però quando uno comincia è giusto avere una grande passione e seguire quello per cui uno ha deciso di diventare, diciamo che il motore di lavorare è in agricoltura. Il motore è la passione, il motore è lì, comunque, sì. E dopo con la passione si affronta tutto. Assolutamente. Bene, noi abbandoniamo per un po' questa tematica, andiamo a sentire le ultime notizie che arrivano dal settore primario. La protesta del mondo agricolo contro l'IMU è arrivata nei giorni scorsi al prefetto Mario Rosario Ruffo, una richiesta d'aiuto firmata Confagricoltura, Coldiretti e CIA per restituire ossigeno al comparto messo a rischio dal peso della nuova imposta. Intanto le organizzazioni però non escludono di scendere in piazza con i trattori. Vi riproponiamo il servizio che è andato in onda nell'ultima edizione del nostro telegiornale. Andiamo a sentire. Il mondo agricolo mantovano si è presentato in maniera compatta questa mattina dal prefetto Mario Rosario Ruffo per protestare contro l'IMU, la nuova imposta municipale introdotta dal governo Monti, che a livello provinciale potrebbe pesare sulle aziende per circa 20 milioni di euro. Una situazione grave di fronte alla quale Confagricoltura, Coldiretti e CIA forse per la prima volta hanno abbattuto le reciproche diffidenze, sottoponendo al prefetto un documento unitario per scongiurare il tracollo dell'intero comparto. Senza provvedimenti seri ed incisivi che vadano a ridurre gli effetti distorsivi delle scelte che il governo sta imponendo, si legge nel testo sottoscritto dalle tre organizzazioni, il settore agricolo già in difficoltà rischia di sprofondare in una crisi drammatica e irreversibile. Durissime le critiche rivolte alla nuova imposta. In casi estremi l'IMU costerà alle aziende fino a 9 volte in più rispetto ad oggi, ha aggiunto il presidente di Confagricoltura Andrea Pagliari. Siamo vittime di una vera e propria patrimoniale agricola in un periodo in cui comparti come l'ortofrutta e la suinicoltura sono attanagliati da una crisi strutturale, mentre i costi di produzione continuano a salire.
Il documento è stato inoltrato alla Presidenza del Consiglio e ai ministeri interessati. Confagricoltura, Coldiretti e CIA però non escludono di scendere in piazza con i trattori, una minaccia che diventa ora dopo ora sempre più concreta. Continuiamo a parlare di cronaca. 6.000 euro, tanto ammonta la perdita per singola impresa agricola che fa seguito all'introduzione della nuova PAC 2014-2020. Per ora si tratta, questo lo precisiamo, di proiezioni limitate alla Regione Lombardia. Ma i tagli al reddito anche in seguito all'applicazione del greening comunque appaiono sin d'ora molto pesanti. Andiamo a sentire. Sarà una PAC amara per la Lombardia, lo ha detto nei giorni scorsi Giulio De Capitani, assessore regionale all'agricoltura, introducendo un seminario di studi dedicato proprio alla politica agricola comunitaria 2014-2020. Nel corso delle relazioni è emerso che nella nostra regione si perderanno oltre 51.000 aree produttive per evolverle al cosiddetto greening, terra che in altre parole verrà convertita a spazio verde per preservare specie animali e vegetali. Tutto questo, secondo l'ente regionale, avrà un effetto negativo sulla produzione che farà segnare meno 100 milioni di euro, con un conseguente taglio del reddito che si aggira dai 3.000 ai 6.000 euro per azienda, 150-300 euro per ettaro. Complessivamente il taglio al reddito agricolo lombardo varierà dai 145 ai 289 milioni di euro. De Capitani, tornando a parlare dei poderosi tagli, ha spiegato che di fronte a queste situazioni Regione Lombardia chiede modifiche sostanziali a questa nuova PAC, visto che il nostro Stato è un contribuente netto del bilancio europeo. Contiamo sul fatto che i parlamentari italiani siano responsabilizzati al momento del voto della nuova politica agricola comunitaria per arrivare a correggere i problemi che esistono in queste proposte. Abbiamo inviato anche istanze in questo senso, prosegue De Capitani, all'attuale Ministro dell'Agricoltura Mario Catania affinché non si penalizzino i sistemi agricoli più produttivi e di maggiore qualità. Bene, eccoci qua in studio, noi passiamo alla nostra consueta rubrica Flash Agricoltura che racchiude tutte le ultime novità che riguardano il settore primario in pochissimi minuti. Il maltempo con neve e ghiaccio che ha bloccato la circolazione impedisce le consegne delle 50.000 tonnellate di prodotti alimentari deperibili tra latte, fiori, frutta e verdura che quotidianamente lasciano le aziende agricole e le stalle per raggiungere stabilimenti e quindi negozi e supermercati. È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti che sottolinea il fatto che al blocco alla circolazione ai mezzi pesanti deciso in molte regioni si aggiungono le difficoltà nelle strade di campagna. Aziende agricole in trincea contro il Buran, il vento freddo arrivato dalla Siberia che ha fatto scendere il termometro molti gradi sotto lo zero. Per quanto riguarda le strutture nelle stalle con mucche da latte, il problema principale riguarda le condutture d'acqua per gli abbeveratoi che vengono svuotate oppure lasciate sempre aperte in modo che non ghiaccino. Nelle aziende con i suini il riscaldamento sta andando a pieno regime soprattutto nelle zone parto, mentre nei reparti con i maialini svezzati c'è chi ha schierato anche appositi apparecchi portatili che soffiano aria calda nell'ambiente. Italiani sempre più pigri in cucina, aumentano del 7,1% le imprese che producono piatti pronti, precotti e take away, portando a 30.297 le attività nel 2011 contro le quasi 28.300 del 2010, con un peso del 33,9% sul totale delle imprese italiane del settore alimentare. Ma in generale è tutto il sistema alimentare a crescere, più 2,4% in un anno con punte in Lombardia, più 5,5%, Molise più 4% e Umbria più 3,6%. L'ente di formazione di Confagricoltura Lombardia organizza, in collaborazione con Agritourist, un nuovo corso per operatori agrituristici che si svolgerà presso la sede di Confagricoltura Lombardia a Milano in 5 diverse giornate di lezione nel periodo compreso tra il 5 e il 26 marzo prossimi. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Il corso è completamente gratuito e la disponibilità dei posti è limitata. Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente gli uffici di Confagricoltura Lombardia allo 02 58 30 2010.
Da inizio gennaio è in vigore la direttiva sul benessere delle galline ovaiole, ma stando ai dati in possesso della Commissione europea, oltre il 14% delle galline europee verrebbe ancora allevato secondo metodi non conformi. Nel frattempo è già stata avviata la procedura di infrazione per la mancata applicazione della direttiva. Poi toccherà ai suini. Dal 1 gennaio del prossimo anno, infatti, saranno fuori legge i box individuali per le scrofe e il commissario alla salute John Dalli ha già detto che farà di tutto per assicurare l'applicazione della norma. Non sono previsti rinvii o deroghe. Bilancio negativo per il mercato italiano delle macchine agricole nel 2011. Le vendite di trattrici hanno segnato un incremento di appena lo 0,5% per 23.431 unità immatricolate contro le 23.323 del 2010. A fronte di un più 22,9% nei primi 4 mesi dell'anno, si è registrato un calo costante delle vendite nei mesi estivi e un crollo in autunno, meno 24,8% a settembre, meno 19,4% ad ottobre, che ha di fatto neutralizzato i positivi andamenti di inizio anno, un risultato che allinea il mercato sugli stessi livelli del 2010, che si era chiuso con un calo delle vendite del 13,8%. Bene, siamo arrivati anche al termine di questa interessante davvero puntata dedicata alle donne in agricoltura. Io ringrazio come sempre le mie ospiti, Vilma Cavallini, responsabile, presidente anzi del gruppo Donne Impresa Coldiretti, e ringrazio la titolare dell'azienda agricola La Margherita di Gazzoldo degli Ippoliti, Roberta Zaltieri. Facciamo un saluto anche alla sorella che è rimasta a casa, che magari sta lavorando in questo momento. Ecco, ringrazio anche la mia regia, come sempre, Luca Trentini e Anna Saramburi, che ovviamente mi danno una mano a costruire queste puntate. E poi vi ricordo che potete come sempre raggiungerci sulla nostra pagina Facebook Confini Oltre l'Agricoltura, dove potete lasciare i vostri commenti, anche i vostri suggerimenti, perché no, magari anche le critiche, e vi do appuntamento a lunedì prossimo, come sempre, alle 14.30 e alle 21.10 su Mantova TV. Ciao a tutti e grazie! In collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito.